Buongiorno. Bianca Lavigna, 2 anni. Ho trovato questo disegno. Eccole qua, che le salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Cioè, lì abbiamo un'autentica tragedia con gli asili. So che l'assessore vi ha incontrato stamattina, mi ha detto, no? E lì c'è tutto il tema. Da un lato abbiamo il problema delle famiglie che con l'apertura, ne approfitto visto che ci siete, che con l'apertura delle aziende abbiamo avuto 1.200.000 lavoratori che sono usciti di casa per andare a lavorare lunedì 4 e ovviamente sono anche i bimbi, i minori da accudire, no? Tutti coloro che comunque hanno bisogno di assistenza, e dall'altro la difficoltà anche finanziaria di queste strutture, per cui noi adesso abbiamo un piano anche per intervenire. Da un lato ci serve la possibilità che venga data chiaramente un'espressione di natura scientifica e quindi dal Comitato Tecnico Scientifico che ci autorizzi a fare. Dopodiché l'altro tema dei soldi lo risolviamo, ma bisogna comunque prendere in mano questa situazione. Vi ricordo che in Veneto il tema dei bimbi e degli asili è un tema complicato, perché si pensi solo che 90.000 bimbi vanno nelle scuole paritarie, cioè gli asili le scuole religiose, e questo è un fronte. Poi ci sono tutte le scuole di 0-6 anni, le scuole dell'infanzia pubbliche, e quindi in tutto questo contesto penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto, insomma so che ce l'avete con l'assessore, quindi benvenute, accomodatevi e seguite la conferenza. Un saluto ovviamente a tutti i presenti, cerco di andare veloce e saluto anche tutti coloro che sono collegati. Vi dico che siamo arrivati a 432.000 tamponi, ne abbiamo 10.441. Salutiamo anche la TV che oggi ci ha fatto vedere, CBS, no? CBS. Salutiamo e ci fa piacere di ospitarli qui, quindi grazie per essere venuti oggi. Sono, come dicevo prima, 432.000 tamponi, 10.000 in più rispetto a ieri. Abbiamo le persone in isolamento, sono 5.163 persone in isolamento, sono 340 in meno rispetto a ieri, cioè sta calando anche l'isolamento. Abbiamo il numero dei positivi in Veneto è di 18.671, sono esattamente 53 più di ieri, non sono numeri che ci preoccupano, cioè 53 nuovi positivi, e in alcuni casi si parla di infezioni in contesti nei quali c'erano dei focolai pregressi. I ricoverati sono 822. Voi avete in mano un nuovo bollettino, io ho voluto continuare con i numeri di sempre, sono 88 in meno rispetto a ieri, quindi 8,22 sono 88 in meno rispetto a ieri. Gli 8,22 sono così suddivisi: 309 si sono negativizzati, 435 sono positivi. Per le modalità dei bollettini oggi dovrei dirvi non 8,22 ma dovrei dirvi 435. Le terapie intensive sono 78, di cui negativizzati 38, in teoria io dovrei scrivervi 40 oggi. Comunque 78 sta calando, meno 1 rispetto a ieri. I dimessi sono 2.960, sono 78 in più rispetto a ieri. I morti sono 1.252, sono più 9 rispetto a ieri, più il totale quant'è? Per favore. Vediamo anche il totale generale. Guardate, anche sui morti, io vorrei, con tutto il rispetto che ci vuole quando si parla di persone che hanno perso la vita, 1.643 sono i morti totali, ma poi trovate tutto nel bollettino. Vi volevo dire che è fondamentale ricordare che i morti che noi diamo sono morti classificati in base alle linee guida che ci hanno dato, quindi non è che si fa magheggi con i numeri dei morti, cioè questi sono i dati, questi sono le linee guida, tanto è vero che le hanno cambiate e ci dicono che i ricoverati
che si sono negativizzati non vanno più conteggiati secondo le linee guida, quindi noi ci ritroviamo di fatto un bollettino che è dimezzato, le 79 terapie intensive oggi sono 40 per il bollettino nazionale, quindi stasera vedrete la Protezione Civile Nazionale che dirà 40 in terapia intensiva. Lo dico ai più distratti, non voi, qualche collega distratto ce l'avete, che dirà, ma Zaia aveva detto 79, allora i 40... Cioè, se legge le istruzioni prima dell'uso, insomma, come si dice? Guardate, prima di parlare di due bimbi che ci hanno mandato delle donazioni, vorrei dirvi che stiamo ricevendo tante fotografie, ma tante, di persone che non utilizzano la mascherina. Io penso che deve essere chiaro per tutti che se non si utilizza la mascherina il rischio di ricontagio e di riapertura dei focolai è alto. Rischiamo da un lato di tornare indietro e quindi ripresentare le restrizioni e quindi le quarantene e richiuderci in casa. Dall'altro rischiamo di dar ragione a quelli che dicono che non bisogna aprire. Io penso che sia un impegno che si chiede, che è minimale, quello di portare una mascherina, non è che si chiede a uno di farsi tagliare un braccio, stiamo chiedendo di portare la mascherina. Quindi l'appello a tutti di fare azione di squadra, cioè a noi arrivano delle immagini di persone che sono al supermercato con la mascherina o al collo, addirittura non ce l'hanno. Io vorrei ricordare ai gestori che se si ritrovano qualche cliente irresponsabile lo devono lasciare fuori dal punto vendita, perché nei punti vendita è obbligatorio l'uso della mascherina. Sono arrivate delle foto dell'imbarcadero del Cavallino stamattina. Cioè, io capisco che c'è una bella giornata, ci si imbarca e ben venga, ci mancherebbe, ma bisogna utilizzare la mascherina. Allora, alla luce di tutto questo, vi ricordo ancora una volta l'utilizzo del presidio, è fondamentale. È fondamentale. Non dite che poi non l'avevo detto, perché io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere, e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. Per quanto riguarda le attività, io spero che in queste ore il governo si decida di dire qualcosa. Guardate, se avessero deciso di non reiterare, non ripresentare più DPCM, quindi nuovi decreti dal 18, quindi in teoria aprire tutto dal 18, è fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Anche noi abbiamo un problema, che è quello dei servizi della prevenzione che devono essere organizzati per nuove aperture. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri, ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Allora, dobbiamo capire anche una roba, che un discorso è l'esercizio scientifico, un discorso è la vita reale, che è un'altra roba. Ah boh? Perché se dovessimo mettere in sicurezza la vita dei cittadini, dovremmo dire a tutti girate scafandrati, con lo scafandro, ma non solo per il coronavirus, per qualsiasi roba. C'è sempre il pericolo di un'epatite, di una tubercolosi, di qualsiasi malattia infettiva. Vabbè, ma penso che non ci siano queste indicazioni nella società, no? Ci sono ancora quelli che si ammalano di influenze, di malattie infettive, non è che va bene così, però dico anche che bisogna vivere. Prima di passare le parole vi volevo dire, c'è una roba simpatica. Mi scrive il presidente Denis Martignago della banda di Maser. Maser è una banda musicale e sono tutti bimbi, dai 9 e ragazzi ai 15 anni. E loro hanno una procedura che quando fanno le prove, penso un paio di volte alla settimana,
chi dimentica lo spartito a casa deve pagare un pegno, una multina di €1. E insomma ci hanno mandato tutte le loro multe, quindi tutto il raccolto delle multe, e lo dimenticano spesso lo spartito a casa. E quindi grazie alla banda di Masera, al presidente Martignago, e salutiamo anche tutti coloro che, ragazzi e ragazze che sono nella banda. Poi c'è la scuola, la classe quinta primaria G. Marconi Molvena di Colcerasa ci ha dato, pensate, Ceresa, sì, scusa, perché c'è un'azienda nel mio paese che si chiama Cerasa. Colceresa e Molvena di Colceresa, €450 donati e praticamente sono dati i soldi della gita scolastica e ci hanno fatto anche un disegno, questo entrerà nella mostra famosa. Siamo sempre oltre 157 milioni di euro di raccolta. E poi c'è una bimba, Giulia Rossi, classe prima di Semonzo, che ha fatto, insomma, ci ha mandato un po' di disegni, e quindi continuiamo a ringraziare tutti questi ragazzi. Domani vi darò notizie sui pulcini. Quanti sono? Come uno? 11. Ah, 11. Ne sono nati 11. Domani ve li porteremo qui in anteprima a vedere. E adesso sono sotto la chioccia, come si chiama? Chioccia artificiale, e sono usciti dall'incubatrice. Sono terribili perché il core in magna e fanno anche tutto il resto in maniera importante, però sono belli, molto belli, quindi complimenti a Damiano e Ivan che ci hanno regalato le uova. Domande, ragazzi? Sì. Andiamo sempre da sinistra verso destra. Filippo, si prenota Emiliano, Polis. Sì, Presidente, buongiorno. Ci segnalano, se posso intervenire. No, sì, scusa, pensavo, mandatemi qui il cartello per favore, lo metto qua, così lo vedono anche. Scusami Filippo, un secondo solo. No, stavo pensando, non ha senso lasciarlo lì. No, non ho neanche letto, quindi se è anche contro di me mettiamolo lì lo stesso. Guarda, se lo appoggiamo qui. No, io non l'ho letto, cosa c'è scritto? Asili nido 40%, scuole dell'infanzia, un terzo privati, sicuri accade che possiamo lasciarli fallire? Punto di domanda. Beh, si vede, filmatelo. Prego. Ci segnalano da più parti un problema che insomma potrebbe avere un qualche rilievo. Non si trovano le mascherine. Io l'avevo detto. Voglio dire, ce lo segnalano da varie città, ultima Padova, dove ci dicono che non sono sparite dappertutto. La gente che vuole comprarle non sa che cosa fare. Penso che io ve lo sto dicendo da quanto? Ve lo stia dicendo da quanto? Un mese e mezzo? Che sarebbe accaduto questo? Quante volte vi ho detto che bisognava ritirare l'ordinanza? Ogni giorno? Boh, chiaro? Dopo è sempre qui che si distrae, però io lo sto dicendo penso almeno da un mese e mezzo, ma l'ho visto subito il problema. Se noi non liberalizziamo, nel momento in cui io riesco a comprare 24 milioni e mezzo di mascherine, perché quelle 6 mesi di mascherine abbiamo comprato di fabbisogno, vuol dire che ci sono sul mercato, no? E quindi se ci sono sul mercato, per farle arrivare a tutti bisogna revocare l'ordinanza, prima roba. Seconda roba c'è il tema del prezzo che va, ovviamente anche quello è un problema. Cioè il prezzo prestabilito blocca indirettamente le importazioni perché a 50 centesimi nessuno le va più a comprare. Cioè a 50 centesimi di prezzo fissato per la vendita, lo chiedete al dottore farmacista qui a fianco, dice io non le importo più, non le vado più a comprare perché a me, io trovo farmacisti e mi dicono le vendo al costo mio di 90 centesimi. Me le smercio così, ma 90 centesimi sono 40 centesimi in più rispetto al prezzo fissato per ordinanza. Quindi è un problema reale. Io posso fare una roba, dire a Franceschi che ne faccia ancora, cioè, no? Però le mascherine... No, nel senso che, voglio dire, se diventa un problema di massa, proprio alla luce di quello che ha detto, cioè della indispensabilità di adottare questi dispositivi, se scarseggiano, se non si trovano, insomma... È un problema. Ma guardate, cioè, più di dirlo, ce l'ho detto in tutte le lingue, in tutte le salse, mi sono preso anche di quello che fa polemiche, e sta esattamente accadendo quello che ho detto.
Ivana Goldi, TGR, scusa se non te l'ho visto, ma la colonna è incredibile. No, posso solo perché ho sentito male prima i dati di quanti soldi sono stati raccolti. 57 milioni 130 mila euro. E spesi invece? Spesi? No, ce l'abbiamo tutti. Ah, bene, questi sono tutti lì fermi e abbiamo speso oltre 100 milioni di euro. Sì, di più poi con le assunzioni. 92 milioni erano tipo 11 Sì. Poi abbiamo un migliaio di persone assunte e abbiamo speso. Ma assunte soprattutto dove? Prego? Assunte soprattutto dove? In tutti gli ospedali? Cioè tra medici, infermieri? Sì, tutti. Abbiamo la distinta anche se Sì, la vuoi magari. dire. Allora dopo per agevolare tutti vi diamo una distinta. Sugli assunti mettiamo anche i 35 milioni l'anno la spesa del personale. E allora, scusa, ma non vedo nulla, non vorrei saltare qualcuno. C'era questo collega qui. sono qua. Ah, sì, qua, scusa. Beppe Castellano, periodico Avis regionale Veneto. Buongiorno. Avis. Lei ha istituito la banca del plasma invitando tutti i convalescenti ad andare a donare plasma e questo è una cosa che però ci chiediamo, visto che già da gennaio c'era l'allarme sul poco personale nei centri trasfusionali, adesso che riprendono gli interventi, la normale sanità che servirà molto più sangue, come si fa a gestire una massa del genere, sia i donatori normali che tornano a donare in massa e sia questi che doneranno plasma? Ma guardi, sono 3.500, sono 10 ULS, sono 350 ULS, vuoto per pieno. 350 bisogna programmarsi, però non è che arriva un esercito di persone. Alcuni considerate che c'è una quota che ha già donato e quindi noi abbiamo già in magazzino nelle emoteche il sangue, le sacche di alcuni donatori e ovviamente noi consideri che rispetto allo scenario di prima ci sono sto migliaio di dipendenti in più che comunque possiamo destinare e questo dipende dai direttori generali che giustamente come dice lei devono programmare noi abbiamo chiesto ai direttori che programmino la raccolta. Ha assolutamente ragione su questo, però insomma penso che riusciamo a risolvere anche questo problema. Prego. Foris, se non ho saltato qualcuno che è nascosto. Buongiorno Presidente. Ciao. Io le chiederei questo. Anche oggi, secondo i dati che ha reso noto, c'è un aumento dei positivi e una diminuzione delle terapie intensive. C'è una teoria che viene portata avanti da un ricercatore abbastanza noto a livello internazionale che si chiama Giuseppe Remuzzi, che è un direttore di un istituto di ricerche farmacologiche lombarde, che sostiene che il virus stia perdendo forza durante le mutazioni di questi mesi. È una cosa che risulta anche secondo il comitato scientifico della Regione. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Noi notiamo che come si può dire, la fase endemica, la fase quella del contagio, quello forte, è una fase meno importante e meno rappresentata oggi. Sono le temperature, sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Si è scritto molto su questa storia del virus che se ne va velocemente e se se ne va tanto velocemente secondo me di artificiale c'è qualcosa di mezzo. Emiliano. Presidente, ho un po' di confusione, buongiorno, perché ascoltando gli studi e la fotografia di Crisanti sappiamo che i bambini, insomma, in teoria sono quelli più resistenti e non a caso si sta facendo anche proprio con l'assessore e ci sono qui oggi le insegnanti a testimoniarlo, un percorso per la riapertura. Arriva un'ANSA ieri sera da parte di Rezza, dell'IS, che dice tutto il contrario, attenzione, si possono infettare i bambini, hanno la carica virale, possono contagiare. Questo appunto vanificherebbe tutto il lavoro fatto oggi e qui si parla di IS. Noi alla fin fine non sappiamo mai tra questi scontri di scienziati chi
seguire. Le chiedo se da parte ma appunto guardi, sua... mentre loro si scontrano, noi dobbiamo lavorare e risolvere i problemi. Punto. Nel senso che il professor Crisanti è stato chiaro, dice ancora non si riesce a capire come mai i bimbi e i 0,6 in particolar modo in famiglie con contagiati non si siano contagiati. Dice facciamo la mappatura del genoma, verifichiamo tutta la loro storia personale proprio per capire. Ieri vi ho letto la lettera del bambino di Sinigallia che dice io mi sono messo in fila a 7 anni per dare anche il mio sangue a Vo, no? Allora, se il professor Crisanti, che non è l'ultimo arrivato, che è un luminare, ci dice che bisogna capire nel genoma cosa sta accadendo, se c'è qualcun altro che ha già visto il genoma, porterà degli studi scientifici, cosa volete che vi dica? Invece in velocità... Di certo abbiamo avuto uno spaccato del mondo scientifico, ragazzi, che oggi se ti fanno una puntura li guardi bene negli occhi per capire se te la fanno dalla parte giusta. È per quello che io lo chiedo, perché sono di mezzi bambini ed è un rischio veramente alto. Senta, chiudo in velocità con... Se io facessi dichiarazioni in questa maniera, penso che diffonderei un'inquietudine da paura. Invece la gente ha bisogno di avere informazioni certe, validate scientificamente e che si capisca che il treno ha una rotaia, non ha una serpentina. Dicevo, passo a un altro argomento, è arrivata proprio ieri insomma una chiarifica, insomma alcuni documenti che aprono per le scuole guida, gliel'avevo chiesto in questi giorni, Sì, abbiamo finalmente, esatto, finalmente si è ottenuta anche questa apertura. Grazie. Prego. Diciamo che non è stato un grande sforzo, c'era già scritto. Una domanda sugli osteopati, vero? All'assessore. Allora la facciamo dopo o la vuoi subito? Invece un'altra cosa, Presidente, abbiamo parlato delle mascherine, ma qui in Veneto molte aziende mi hanno spiegato che c'è anche il problema dei guanti, Presidente, perché come le mascherine, i guanti li requisiscono la solita protezione civile, quindi queste aziende, molte venete ma anche grosse, cosa hanno fatto? Hanno pagato i guanti in Cina al 60% almeno per poter averle, quindi sono esposti. I guanti vengono requisiti a tutte le dogane, quindi loro sono sotto economicamente, non si sa quando il governo gliele pagherà e purtroppo non riescono a rispondere alle esigenze banalmente anche dei nostri ospedali di richieste dirette. Ovviamente queste aziende sanno perfettamente che non dipende da lei, Presidente, da te, però ovviamente ti dicono dacci una mano a portare avanti anche questo problema, perché noi aziende venete sane che da 40 anni facciamo sto lavoro, siamo esposti in maniera spaventosa da chiudere l'azienda. Cosa gli diciamo? Diciamo che noi di questo tema, Francesca, ne abbiamo parlato moltissimo. Io ho denunciato, penso da 1 mese e mezzo, 2 mesi, che saremmo arrivati alla situazione nella quale avremmo avuto la necessità, non avremmo avuto ovviamente il materiale, ma non perché mancasse sul mercato, ma addirittura perché abbiamo creato una condizione per non farlo arrivare questo giro. Allora, a marzo avevamo il materiale che non c'era sui mercati e lo volevamo, adesso c'è, ma non possiamo comprarlo. C'è una roba, è lunare sto discorso. Penso che il governo debba intervenire subito per togliere questa benedetta ordinanza, che è quella che... È l'articolo 6 del decreto 18 già convertito in legge. Quindi cambiare la legge perché è l'articolo 6 del decreto che è convertito e quindi è un grosso problema. Speriamo magari che in questa conversione che si farà adesso ci sia qualcuno che si decida di mettere mano a questo articolo. Prego. Antonella Prisoni, per concludere poi faccio un giro di giornali e ci risentiamo al terzo giro. Buongiorno. Ciao Antonella. 2 cose. Nelle interlocuzioni con il governo non c'è la garanzia che il 18 si riapra, da quello che si legge, cioè è ancora nella incertezza più totale. E poi come valuta il fatto che in Germania, che sembrava che il contagio fosse blando, adesso hanno richiuso delle province perché invece ha ripreso? Ma scusate, ce l'avete detto per mesi che la Germania non è il Veneto, no? Adesso noi non siamo la Germania. A me sembra logico, scusate, ce l'avete citato come esempio virtuoso, lo dico a te per dirlo a tutti, come esempio virtuoso rispetto a quelli che non capivano nulla. Adesso loro hanno un problema, non sarà mia colpa nostra. Cioè noi abbiamo avuto fin dall'inizio un percorso diverso, adesso loro hanno il ricontagio e mi spiace, perché comunque guardate, i tedeschi sono dei fratelli per noi. Pensate solo quanto hanno contribuito alla crescita di questo Veneto.
Quindi se avessero bisogno, lo dico, noi ci siamo come Veneti, Sanità del Veneto c'è, perché noi a questo punto abbiamo una macchina da Formula 1 e con il virus che se ne va, finisce che sta macchina ci serve per fare qualche scampagnata il weekend, quindi è a disposizione, è una macchina oleata messa a punto che è in grado di dare una mano. Abbiamo anche l'ospedale da campo se serve, glielo mandiamo su, qualsiasi roba. Per quanto riguarda appunto il dialogo con il governo, è sempre incertezza, pur se si legge il 18 maggio. Io spero che stasera, come accade sempre sabato sera, compaia il Presidente del Consiglio e ci dica le sue, cioè cosa volete che vi dica? Sarebbe già una bella notizia che dicesse preparatevi perché per il 18 io non scriverò più decreti, però lo si faccia. A me risulta che questo fine settimana, cioè ieri, abbia avuto una relazione del Comitato Tecnico Scientifico rispetto all'andamento dell'ultima settimana e quindi immagino da buon padre di famiglia che il Presidente del Consiglio debba prendere in mano questa relazione e dire al Paese cosa vuol fare, visto e considerato che in occasione delle emergenze, spieghiamolo, queste sono competenze dello Stato ed è bene che sia così, insomma. Se poi vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM e dice un articolo solo, si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto, finito l'articolo. Andiamo con le domande dei giornali, cominciamo con la collega Pederiva del Gazzettino che chiede, un secondo solo, abbiate un po' di compassione, la collega Pederiva chiede: il Presidente ci può dire qualcosa sull'andamento del monitoraggio regionale sui 21 indicatori di rischio fissati dal Ministero della Salute? Guardate, sono indicatori che sembra una battaglia navale, però comunque noi ci siamo come Veneto. Non abbiamo problemi, però mi inquieta perché basta un colpo d'aria e finisce che tu sei fuori, cioè, questo è il vero tema. Per poi quando sono fissati gli indicatori. Asca News dal MAS, qualche indicazione sui tempi di possibile riapertura di funivie e impianti di risalita? La Regione sosterrà col Governo il loro protocollo? No, ma noi sosteniamo la riapertura di tutto, cioè noi non abbiamo più distinzione di codici Ateco o di altre menate del genere. Secondo noi, nel rispetto ovviamente dei temi sanitari e ovviamente delle indicazioni del mondo scientifico, siamo per provare a riaprire tutto. Ma così la pensano anche i miei colleghi governatori. Erle Giornale di Vicenza, alla Regione è giunta una bozza di linee guida INAIL sulle riaperture di ristoranti e altre attività? Se sì, che giudizio ne dà? A me non risulta, al momento. Non è arrivato nulla. Cesarano pone un tema invece che evidentemente riguarda i patentati o neopatentati. È giunta una domanda in redazione: un figlio in possesso di foglio rosa può fare le guide col genitore a fianco? Sì. E anche senza mascherina perché è un congiunto. Risposta: facciamo i complimenti a Cesarano che il tempo passa e la figlia sta facendo la patente. Sono veramente passati tanti anni. Era una mail che è arrivata della sì, c'è anche l'originale. È comunque un'occasione per salutare non Cesarano. Non c'era interesse privato. Più di qualche proprietario di seconde case chiede, dice Domenico Basso, direttore di TVA, se sia possibile fermarsi, come dicevamo ieri, in caso di lavori più lunghi, più di una giornata. Lei pensa di modificare l'ordinanza in questo senso? No. No. Nel senso che non è il limite oltre il quale non riusciamo ad andare perché ci cade l'ordinanza. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. A Padova cominciano ad aprire negozi di calze, gioiellerie, abbigliamento non da bambini. La gente consuma gelato, caffè e brioche per strada, sulle panchine, sotto gli occhi dei vigili. Tanti portano la mascherina sotto il naso, nessuno ha i guanti. Forse gli scienziati hanno ragione a non fidarsi di noi. Ma che gli scienziati abbiano sempre ragione, c'ho qualche dubbio. Sul fatto che accadano queste cose sono attività che non debbono, come si può dire, sono comportamenti che non sono assolutamente in linea con quei comportamenti che si debbono avere, l'uso della mascherina, i guanti o l'igienizzazione.
Non vi aggiungo altro, non so niente di queste attività aperte, che poi siano aperte con i vigili che vedono lo trovo anche strano, appunto. Ma non so nulla, lo sento adesso. Michele.